Gentili telespettatori, buongiorno, ben trovati ad una nuova puntata in compagnia di Ore 13 Salute. Come ogni martedì il nostro appuntamento consueto dedicato all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Parleremo oggi di patologie del colon retto nei bambini. Attenzione però, perché non parliamo di adulti, bensì di età pediatrica, dove le disfunzioni intestinali spesso sono causate da malformazioni che vengono diagnosticate alla nascita ma che si sviluppano già durante la gestazione. Ne parliamo oggi in compagnia della mia ospite. Ho il piacere di avere in studio la professoressa Paola Medrio, direttore di chirurgia pediatrica all'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno a voi. Allora, ricordo ai nostri telespettatori che siamo in diretta 0422 1626 798 per intervenire e fare una domanda alla nostra professoressa. Prima di iniziare la nostra chiacchierata sul tema delle patologie del colon retto nei bambini, vorrei che ci raccontasse un po' la chirurgia pediatrica di Treviso, perché dobbiamo ricordare che è una branca altamente specialistica con competenze molto specifiche e diverse, dottoressa. Sì, questa branca, come dice lei, altamente specialistica, nasce a Treviso 40 anni fa, quindi ha una lunga storia. La più vecchia nel Veneto. Nel Veneto esistono solo 4 chirurgie pediatriche perché le esigenze della popolazione sono queste. Quindi c'è Treviso, a Padova, Vicenza, a Verona. Quella di Treviso è la più vecchia e si occupa di tutte le patologie che riguardano il bambino da 0 a 15 anni. Quindi sono sicuramente patologie rutinarie, quelle che risolviamo chirurgicamente in giornata, quindi il day surgery, patologie di rilevanza diciamo media, quindi richiedono qualche giorno di ricovero, la traumatologia, tutta l'urgenza e le malformazioni. Quindi non è la pediatria, no, non è la patologia neonatale, è una cosa ancora diversa. Ancora diversa, anche se siamo tutte braccia dello stesso corpo. Quindi interagiamo tra specialisti, compresa i colleghi ginecologi ostetrici, per la gestione del neonato o del ragazzino o dell'adolescente. Abbiamo detto insomma che la chirurgia pediatrica all'ospedale Cafoncello di Treviso è attiva da 40 anni, non abbiamo detto che in Veneto ce ne sono solamente 4. 4, sì. Sono Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Questo è il fabbisogno che richiede il Veneto. Questo ci fa capire quanto deve essere super specialistica, veramente molto specialistica, sì, con competenze super specialistiche, molto particolari. Sì, sì. Quindi il percorso di studi di un chirurgo pediatra è quello di essere medico, quindi 6 anni di formazione medica e 5 di specializzazione in chirurgia pediatrica, quindi non è la chirurgia generale, è la chirurgia pediatrica. Si parla di pazienti di età compresa tra lo 0 e i 15 anni, sì, no? Che sono affetti da che tipo di patologie? Allora, la maggior parte sono patologie appunto che risolviamo in day surgery, quindi patologie del canale inguinale, le ernie, come negli adulti esistono anche nei bambini, il criptorchidismo, cioè il fatto di avere i testicoli ritenuti al di fuori del posto naturale, oppure patologie urgenti comuni che sono l'appendicite acuta, la peritonite, la polmonite, se è di stagione come adesso, oppure la traumatologia. Quindi questi sono gli interventi che più spesso, più frequentemente realizzate in chirurgia pediatrica? Sì. Poi abbiamo altre competenze che sono di urologia pediatrica, ginecologia pediatrica insieme ai ginecologi e poi tutta la patologia malformativa insieme ai patologi della patologia neonatale che ricoverano il bambino, quindi la patologia neonatale è la rianimazione dei neonati, ma vengono operati da noi chirurghi pediatri. Entriamo nel vivo, no, dell'argomento di quest'oggi, perché tra le patologie che possono interessare i bambini ci sono le malformazioni del colon retto. Spieghiamo un po' la differenza, perché inizialmente abbiamo detto non parliamo di adulti ma di età pediatrica. Spieghiamo un po' la differenza. Allora, quando si parla di patologia del colon retto, in generale negli adulti parliamo di tumori, la maggior parte delle volte, nel bambino no. È proprio eccezionale e quindi è uno degli argomenti che non appartengono al chirurgo pediatra. La patologia nel bambino colorettale malformativa riguarda quindi proprio i neonati
che nascono senza l'apparato sfinteriale, quindi l'ano, oppure sono pazienti che hanno l'apparato sfinteriale, il colon retto normale, ma il colon al di sopra del tratto finale del retto non funziona e si parla di megacolon. Queste sono le due patologie malformative più frequenti nel bambino che richiedono il chirurgo pediatra. Oggi poi andremo anche a raccontare, ecco, entrambe che cosa sono, però partiamo proprio dall'inizio, spieghiamo che cos'è il colon retto, che funzioni ha, con la slide numero 8, se la regia ci aiuta, proprio per far capire ancora meglio, visto che parliamo di bambini, no? Allora, tutti noi siamo fatti uguali e la parte terminale dell'intestino, quello che vedete nella diapositiva, parte da destra, quindi la destra, guardando la diapositiva è a sinistra, ma è la destra del paziente, è il colon ascendente, poi c'è quel festone che si appoggia trasversalmente al colon trasverso. A destra della diapositiva, ma a sinistra del paziente, è il colon discendente, poi fa la curva finale sigma eretto. Quindi in questo pezzo dell'intestino le feci che arrivano vengono solidificate da destra verso sinistra fino ad arrivare nel retto, dove si accumulano e poi vengono espulse con un ritmo che è individuale. Certo, abbiamo detto però che si tratta di malformazioni congenite. Sì. Com'è che vengono diagnosticate? Perché insomma anche questo è importante da capire. Purtroppo le malformazioni del colon retto si diagnosticano sostanzialmente alla nascita. Quindi anche se la malformazione si forma nel secondo mese di gravidanza, quindi parliamo di embrioni, tra la 6ª e l'8ª settimana di gestazione, si forma l'intestino e si divide nei 3 apparati, la parte intestinale, genitale e urinaria, però poi in gravidanza non si vedono le malformazioni colorettali e le si vede alla nascita. Quindi non c'è neanche il tempo prima di preparare anche i genitori all'evento che poi comporta degli interventi. Certo, quando la diagnosi viene fatta, quando il bambino è appena nato, è un momento comunque critico per i neogenitori. È un momento critico se parliamo di malformazioni anorettali, cioè quei bambini che nascono senza l'ano, sia maschi che femmine. La diagnosi la fa in genere il pediatra al nido, quindi è un bambino perfettamente normale che però nella visita pediatrica che fanno riscontrano l'assenza dell'ano. Quindi la comunicazione a questi neogenitori di un evento malformativo è molto impattante e anche, diciamo, deprimente come primo impatto, e dopo c'è la parte chirurgica che è indispensabile. Certo, poi lo vedremo. Proseguiamo con le immagini, partiamo dalla 2, andiamo fino alla 6 perché abbiamo detto che parliamo di malformazioni anorettali, quindi che cosa significa e commentiamo insieme. Allora, se vediamo nella diapositiva, questa è un'immagine, uno schema dell'anatomia normale di un maschio visto di profilo. Quindi guardando la diapositiva, tutto a destra vediamo il sacro, cioè le ossa del sacro, l'osso sacro, davanti c'è una struttura fatta a tubo che è il colon e se lo si segue fino in basso il colon esce in corrispondenza dell'ano e c'è tutto un apparato sfinteriale, muscolare e nervoso estremamente fine, coordinato e preciso che ci garantisce il buon funzionamento dell'organo. Poi nel maschio al davanti vedete quella struttura tonda, è la vescica, con il canale di uscita che è l'uretra. Quindi questa è l'anatomia normale del maschio in cui i 2 apparati sono completi, ognuno con la sua uscita e separati. Quindi così è come dovrebbe essere. È il maschio normale. Andiamo alla successiva, che invece facciamo capire che cos'è la malformazione anorettale nel maschio. Quindi nella prossima, questa è una delle forme, perché poi le malformazioni anorettali sono molte, è la forma più comune e vedete che il tubo che prima ho chiamato retto, che doveva sbucare in corrispondenza dell'ano, non sbuca a livello perineale ma si unisce alle vie urinarie con quel cerchio che indica la figura, è il punto di comunicazione o la fistola. Quindi i 2 apparati non si sono separati in epoca prenatale, quindi tra la 6ª e l'8ª settimana di gestazione, ma sono rimasti attaccati
e in sede anale non c'è l'ano. Quindi questo lo si vede con la visita pediatrica, diciamo del nido una volta nato il bambino. Poi se andiamo anche alla prossima, questa vediamo il versante femminile, esatto, perché colpisce anche le femmine, più o meno in ugual misura. Le femmine sono più complesse anatomicamente, questa è l'immagine di un'anatomia femminile normale, quindi sempre da destra delle diapositive in avanti vediamo la parte ossea, il tubo che è il colon che esce a livello perineale con l'ano, poi c'è quella piccola formazione al davanti del tubo che è l'utero e ha una sua uscita all'interno della vulva come orifizio vulvare, poi c'è la pallina uguale come nel maschio che è la vescica con una sua uscita, quindi la femmina ha 3 orifizi a livello perineale a differenza del maschio che ne ha 2, e nella prossima quello che può succedere più frequentemente nella bambina nata con malformazione anorettale è che il retto non esce con il suo orifizio indipendente in corrispondenza dell'ano, ma sbuca all'interno della vulva. Quindi ci sono sempre 3 orifizi, ma quello rettale è nascosto all'interno della vulva. Poi nella prossima ancora, questa è l'evenienza per fortuna più rara vuol dire che ne nascono più o meno una all'anno nel Veneto, bambine con cloaca. Quindi sempre parliamo di malformazione femmine. Malformazione anorettale, le più complesse sono queste, è la cloaca, per fortuna è molto molto rara, mentre l'altra è meno rara. Che cosa accade qui in particolare? Cos'è accaduto in epoca prenatale? Che i 3 sistemi, quindi intestinale, vaginale, diciamo genitale e vescicale, sono rimasti uniti. E quindi a livello genitale c'è un solo orifizio di uscita, quindi i 3 apparati sono uniti in un canale comune e qui la ricostruzione è molto complicata e anche gli esiti ovviamente più difficilmente prevedibili che non nelle altre forme che sono più semplici. Però insomma, come abbiamo detto, in quest'ultimo caso sono un po' sono molto rare, meno frequenti, insomma rare. 1 su 20.000 nati. Se considerate che nel Veneto nascono 35.000 bambini all'anno, vuol dire che uno all'anno, cioè una bambina così all'anno, può nascere nel Veneto. Allora, noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo sempre per parlare di patologie del colon retto dei bambini. A tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, torniamo a parlare di patologie del colon retto nei bambini insieme alla professoressa Paola Midrio, direttore di chirurgia pediatrica all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Abbiamo un po' visto con l'aiuto delle slide come dovrebbe essere l'apparato maschile normale e con la malformazione e allo stesso modo quello femminile, ma quanto sono frequenti queste patologie? Qual è l'incidenza? Vengono colpiti maggiormente i maschietti o le femminucce? Allora, vengono colpiti più o meno in maniera uguale, lievemente di più i maschi, ma la patologia malformativa per la maggior parte colpisce comunque di più il genere maschile. E sono patologie rare. La definizione di patologia rara vuol dire meno di 4 casi su 10.000 nati e infatti queste malformazioni si attestano circa in 1 ogni 3.000 nati. Per darvi dei numeri, a Treviso la natalità, quindi il nido di Treviso accoglie, il nido di Treviso e Oderzo, accolgono circa 3.000 nati all'anno, quindi un caso con l'assenza dell'ano capita a Treviso, ma poi noi riceviamo molto da fuori. È una malformazione rara, quindi l'ano imperforato o atresia anorettale sono malformazioni rare. Questo che cosa significa invece dal punto di vista dell'assistenza sanitaria? Il fatto che parliamo di una patologia rara e un caso, ad esempio, all'anno su 3.000 nati? Significa che per fortuna il Ministero ha riconosciuto una serie di benefit per questi pazienti e questo fa parte delle certificazioni delle malattie rare che è in atto dal 2000 nel Veneto e alcuni centri specialistici come il nostro sono in grado di rilasciare la certificazione di malattia rara con un codice che quindi viene poi riportato
nella scheda del paziente ed ha diritto all'esenzione per visite, per esami e anche prescrizione di farmaci e presidi che riguardino la malformazione. Quindi questo è un codice che viene dato alla nascita, sostanzialmente i genitori lo registrano all'ULSS di appartenenza e poi vale tutta la vita. Abbiamo detto un caso su 3.000 nuovi nati all'anno sì. a Treviso, maschietto o femminuccia? Uguali. In realtà si equivalgono. Noi ne vediamo ovviamente di più di uno su 3.000 perché siamo centro di riferimento, quindi ci arrivano da fuori. L'ospedale, la chirurgia pediatrica di Cafoncello copre come area vasta anche l'ULSS 1, quindi il bellunese Feltre, parte anche dell'ULSS 4, dell'ULSS 3, quindi in realtà l'area di afferenza è molto più grande. Il fatto che sia riconosciuto come una patologia rara e che quindi ci sia un'assistenza sanitaria dedicata è sicuramente fondamentale, soprattutto appunto per le famiglie e per i genitori. No? E anche per i ragazzi, perché nella vita diciamo, possono aver bisogno di presidi e di farmaci dedicati, quindi almeno avere questa parte riconosciuta ufficialmente è sicuramente un bel vantaggio. Sì. Da cosa sono causate queste malformazioni? Sono ereditarie? Cioè si conoscono un po' i fattori che le fanno scatenare? Allora, praticamente nulla, quindi sono eventi occasionali che al momento non si riesce a far risalire al gene della malformazione anorettale. Ci sono varie linee di ricerca nazionali e internazionali e qualcosa sta venendo fuori, però sicuramente non fa parte degli screening prenatali, neanche in caso di amniocentesi o villocentesi, sicuramente non rientra in quegli esami prenatali che le coppie a volte richiedono di fare. Non ci sono fattori predisponenti chiari da imputare all'evenienza di questa malformazione, quindi in realtà sapendo poco da cosa originano riusciamo poco a prevenire, sicuramente possiamo curare, quindi la diagnosi e la terapia sono molto avanzate, la prevenzione da questo punto di vista ancora non c'è. Quindi possiamo dire insomma, che l'ereditarietà ancora non si capisce bene, non si può anche escludere. È raro ecco. che in una famiglia ci siano componenti della stessa famiglia con la stessa patologia. Quindi ad oggi comunque non si conoscono i fattori responsabili delle malformazioni anorettali? È sicuramente multifattoriale, quindi sicuramente c'è una base genetica, ma poi c'è anche l'ambiente che favorisce l'insorgenza o meno. Ci sono studi nei ratti, negli animali, per cui esponendo gli animali a determinate tossine in gravidanza effettivamente c'è un aumento delle malformazioni, però questo non è specifico per le malformazioni anorettali. Si fa ricerca su questo? Sì, sì, se ne fa, certo. Sì, sì. Qui in Italia o all'estero? Anche in Italia, all'estero no, ma se ne fanno. L'Italia è forte per la ricerca, bisogna aiutarla, ma è forte. Senta, abbiamo detto che lo sviluppo dell'apparato, quindi dell'ano, del retto e di tutto l'apparato urogenitale, quando si compie durante la gestazione? Abbiamo detto 6-8 settimane? Sì. Allora, tra la sesta e la ottava settimana, quindi parliamo di secondo mese di gravidanza, a volte le donne non sanno neanche di essere incinte. I tre apparati si separano e si conformano in maniera completa, quindi l'ano retto, la parte genitale e la parte urinaria. E con l'ottava, nona settimana quello che è compiuto, quindi non si modifica più poi in gravidanza. Quindi la malformazione che ha origine durante la sesta, ottava settimana poi così rimane, però non riusciamo, noi, ma i ginecologi, a far diagnosi prenatale. Questo fa parte di una categoria di grigi in cui la diagnosi prenatale, che è avanzatissima, e a Treviso abbiamo delle eccellenze, non riesce a distinguere in epoca utile eventualmente a decisioni alternative al proseguo della gravidanza a essere d'aiuto. Sappiamo che insomma, le donne durante la gravidanza sono sottoposte a ecografie, un sacco di esami, però non si riesce ancora ad individuarli. Quindi non è che il medico non si accorge di quella malformazione. No, assolutamente no.
Nel terzo trimestre, quindi parliamo di gravidanza avanzata, ci possono essere dei segni indiretti, però sono solo segni di sospetto, cioè non si riesce con la sonda ecografica ad andare a vedere se c'è o no la presenza dell'ano completo, perché ci possono essere degli aspetti che l'ecografista può riconoscere, ma non può riconoscere la pervietà, la buona conformazione dell'ano, quindi purtroppo è una sorpresa neonatale. Con tutte le conseguenze anche emotive, insomma, certo, che abbiamo detto. Sì. Quindi non è imputabile, insomma, assolutamente no, una negligenza? Assolutamente no. Senta, le anomalie di cui stiamo parlando possono essere associate anche ad altre patologie? Sì. Soprattutto delle vie urinarie, proprio perché questi apparati sono all'inizio fusi, quando si separano possono rimanere delle anomalie anche a carico degli altri apparati, quindi per esempio il bambino può avere un solo rene, oppure il reflusso di urina verso i reni molto importante, oppure nelle bambine la parte genitale può essere duplicata, quindi 2 uteri, 2 vagine, tutti e 2 normofunzionanti, oppure nelle forme più complesse che ho fatto vedere prima la cloaca, l'utero può essere totalmente assente. Quindi la parte urogenitale va sempre poi indagata con ecografia alla nascita o esami più specifici per capire se sono coinvolti anche altri organi. Queste malformazioni poi rientrano in sindromi che abbracciano organi più distanti, quindi cuore, arti. Questi bambini con le malformazioni anorettali possono avere l'agenesia del pollice, per esempio. Cioè? Manca il pollice, cioè hanno 9 dita e non 10, proprio manca il pollice e tutta la base. E questo sì si può vedere in epoca prenatale, ma non vuol dire che se manca il pollice allora ha l'atresia anorettale, cioè sono tutte poi considerazioni che facciamo alla nascita. E sono frequenti queste commistioni di altre patologie? No. Il 10% dei bambini che nasce senza ano può avere il resto delle malformazioni, quindi la maggior parte ha una malformazione isolata o al massimo ha delle malformazioni urinarie associate. Abbiamo detto che non si possono diagnosticare prima della nascita, ma solamente al momento della nascita. Allora noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, poi spiegheremo come si interviene, quindi il primo intervento e poi anche i successivi. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, torniamo a parlare di patologie del colon retto nei bambini. Allora, abbiamo detto che, e lo ripetiamo, che non si può diagnosticare questa malformazione anorettale durante la gravidanza, si scopre al momento della nascita, quindi non è una dimenticanza, una negligenza, assolutamente. Quindi come si interviene? Spieghiamo un po' qual è l'iter che deve subire il bambino. Allora, il bambino, soprattutto se è maschio e quindi non ha uscite del transito fecale all'esterno, deve subire un intervento tra il primo e il secondo giorno di vita, quindi la creazione di una stomia sull'addome per permettere la fuoriuscita delle feci. Quindi è un intervento in epoca neonatale che deve essere fatto da chirurghi pediatri e anestesisti pediatri. La gestione... È considerato, mi scusi se la interrompo, un intervento urgente che quindi deve essere fatto il prima possibile o entro 24 ore dalla nascita. Quindi si può programmare nelle prime ore di vita 24-48 del bambino. ore di vita, però chiaramente se non creiamo una via di uscita non possiamo neanche alimentarlo. Quindi creiamo la stomia e la gestiamo poi con i sacchetti da stomia, così come succede nell'adulto, ma tutto a dimensione neonatale in questo caso. Dopodiché il bambino va a casa con la stomia e intorno al terzo o quarto mese di vita programmiamo l'intervento ricostruttivo, quindi anorettale, e 2 mesi dopo questo intervento chiudiamo la stomia. Quindi sono 3 interventi in tutto. Il primo,
neonatale. nelle prime ore di vita del bambino, con la creazione della stomia. Dopo 3 mesi, quando il bambino già è tornato a casa. Certo, il bambino torna a casa con i genitori, fa una vita normale, quindi da un punto di vista della gestione è un neonato assolutamente normale, vaccinazione, alimentazione, manipolazione assolutamente normale, e ai 3-4 mesi si ricostruisce l'apparato anorettale, ma lasciamo la stomia ancora in sede a protezione, perché la stomia fa deviare le feci, quindi la parte ricostruita perineale può guarire meglio. Quindi al tempo, insomma, di guarire. E dopo chiudiamo la stomia, quindi intorno ai 6 mesi da un punto di vista chirurgico il bambino dovrebbe essere risolto. E poi c'è però tutto il follow-up, quindi le visite di controllo e anche diciamo, le procedure che eventualmente dobbiamo mettere a punto per far funzionare al meglio un apparato che è fondamentale, che è quello anorettale, che nasce malformato. Certo, quindi il bambino torna a casa con la stomia. Qual è qui il ruolo dei genitori? Perché il bambino è piccolo e probabilmente non ha la percezione di avere una stomia, però i genitori ce l'hanno ben quindi forte. Qual è il ruolo dei genitori? Allora, noi abbiamo un ambulatorio dedicato di patologia colorettale malformativa con la stomaterapista pediatrica, e questa è uno dei tanti fiori all'occhiello della pediatria di Treviso e della chirurgia pediatrica, perché questa persona è la guida poi per i genitori, che devono imparare a cambiare la stomia, il sacchetto. Non è doloroso per il bambino, però chiaramente sei neogenitore, hai qualcosa che è diverso dagli altri, non ti puoi confrontare, il pediatra è difficile che possa aiutarti, quindi ci vuole una persona di riferimento. La stomaterapista è una persona preziosa, e questo ambulatorio, che è settimanale, l'abbiamo dedicato a questi pazienti. Che è all'interno dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Chirurgia pediatrica. Essenziale, mi immagino, per i genitori, è un punto di riferimento. Sì, perché poi i genitori sereni nella gestione di questo bambino fanno sì che tutto il decorso chirurgico, post-operatorio e anche di qualità di vita sia molto meglio, e questo lo vediamo ogni volta. Proprio perché è un'eccellenza, vengono anche da fuori regione? Sì, noi il 50% viene da fuori ULSS, il 30% vengono da fuori regione, sì, da tutta Italia. Insomma, ci dà la dimensione di quanto può essere settoriale, ma anche importante, è un servizio fondamentale, proprio perché il genitore si deve trovare a gestire, imparare a gestire qualcosa di diverso. Già gestire un bambino molto piccolo è complicato, un bambino piccolo con la stomia ancora più complesso. Ma meno di quello che si può pensare, perché poi i genitori sono persone molto generose, quindi se ben istruiti e accompagnati veramente sono molto accoglienti, e anche ci aiutano anche nella gestione di ogni bambino, perché è dal confronto anche con le loro difficoltà che via via miglioriamo le cure. Senta, abbiamo parlato appunto di malformazione anorettale, no? Qui, però c'è un altro tipo di malformazione che è comunque frequente, che è forse più frequente nei bambini. In realtà è simile, che è il megacolon, o questo si chiama morbo di Hirschsprung, è un nome difficile, ma è dal medico danese che più o meno 130 anni fa ha messo a punto la patologia. Andiamo a vedere anche con l'aiuto della diapositiva. Partiamo dalla 8, che se non sbaglio è quella che ci mostra la normalità il colon normale, e proseguiamo. Quella dopo, vedete le stelline colorate, sono le cellule gangliari, cioè i nervi che spingono il contenuto fecale in un'unica direzione, quindi da in basso a sinistra in alto, poi a passare quel festone trasversale fino a scendere a destra e arrivare nel retto. Questa si chiama peristalsi, quindi i movimenti dell'intestino che fanno avanzare il contenuto intestinale fino al retto, e poi espelle il contenuto. Nei pazienti, che è la prossima, con morbo di Hirschsprung, le cellule gangliari non ci sono dappertutto, quindi si arrestano nella loro progressione, questo sempre
in epoca prenatale avviene tra l'8ª e la 10ª settimana. Quello è il periodo, sì, insomma. quello con le 12 settimane si è formato quello che poi si svilupperà, e quindi queste cellule gangliari in misura differente percorrono quasi tutto il colon, ma a un certo punto si arrestano, e quindi l'ultima parte di intestino non è in grado di far progredire il bolo intestinale ed espellere le feci. Anche questo è una condizione, più o meno sono 1 su 4.000, 5.000 nati, quindi un po' meno frequente delle malformazioni anorettali, e la diagnosi può non essere immediata neonatale. Come al contrario invece lo è chiaramente per le malformazioni anorettali, perché insomma si riscontra subito. Certo. Qui invece come avviene la diagnosi? Qui succede che il bambino non scarica il meconio, quindi le prime feci, nelle prime 24-36 ore. Magari le scarica a 48 a 60 ore, e questo è già un campanello d'allarme che va segnalato. Infatti i bambini che vengono dimessi dal nido è scritto chiaramente quando hanno scaricato la prima volta, ed è una notizia importante per il pediatra e i medici curanti, perché bambini con questa patologia nei giorni successivi a casa tendono a non scaricare, magari anche del tutto o molto poco, avere distensione addominale, mangiare poco, vomitare. Quindi uno pensa alla gastroenterite, ma in realtà il bambino ha 15-20 giorni, quindi sì, può avere la gastroenterite, ma bisogna sempre pensare che ci sia qualcosa di malformativo sotto. E quindi sono bambini che ritornano più delle volte d'urgenza in pronto soccorso con l'addome disteso, in uno stato anche di sofferenza generale, certo, come se avessero l'enterocolite. E allora qui dobbiamo mettere in atto una serie di accertamenti. Sicuramente il bambino viene ricoverato, cerchiamo di passare una sonda attraverso l'ano per detendere l'addome, e facciamo poi degli accertamenti che coinvolgono anche l'esecuzione di una biopsia. Quindi prendiamo un pezzettino di mucosa rettale, una manovra innocua e indolore per il neonato, e la mandiamo a esaminare l'anatomopatologo, che ci dice ci sono i gangli, cioè le stelline verdi, oppure non ci sono. Se non ci sono è fatta diagnosi di E come si procede? Bisogna per forza operare? Sì. L'Hirschsprung, quel pezzo si è formato male e creerà sempre ostruzione, quindi da un punto di vista chirurgico intorno ai 3-4 mesi di vita andiamo a togliere il pezzo senza gangli. Quindi l'intervento chirurgico consiste nell'andare a rimuovere il pezzo senza le stelline. Questo pezzo può essere più o meno lungo. La parte standard, quello che succede di solito, i gangli non arrivano nel retto e nel sigma, cioè quella curva che avete visto, però nei casi più gravi mancano i gangli fino anche a tutto il colon. Raro, però alcuni casi mancano dei pezzi molto lunghi cioè il colon per dei pezzi molto lunghi e senza gangli. Quando viene fatto? In che periodo di vita del bambino? Intorno al 3° mese di vita, 3-4 mese. E come vivono questi bambini poi senza un pezzo più o meno lungo di colon? Allora, se è il tratto intestinale standard, quindi se dobbiamo togliere il retto sigma, in realtà la qualità di vita è molto buona, perché il restante colon si adatta molto bene. Sono sempre pazienti che noi seguiamo in ambulatorio, non è che facciamo l'intervento e gli diciamo sei guarito e sei a posto, per cui continuiamo a seguirli in ambulatorio con visite ogni 6 mesi, anno, e poi via via nella crescita li rallentiamo come sorveglianza, però fino ai 15 anni sicuramente li seguiamo. Se invece manca tutto il colon, questo è molto più problematico, però consideriamo che è veramente molto raro che vengano sottoposti a colectomia, cioè togliere tutto il colon. Ma tendenzialmente il bambino con il morbo di Hirschsprung, se non ha altre malformazioni associate, perché può avere delle sindromi, cioè far parte di sindromi genetiche, allora qui sì ci sono dei geni implicati nell'occorrenza dell'Hirschsprung, ma se è una malformazione isolata, tratto standard, quindi retto sigma, la qualità di vita è buona.
Senta, abbiamo detto che l'unità operativa complessa di chirurgia pediatrica è altamente specialistica, sì. Insomma, come è anche facile immaginare, questo genere di operazioni sul corpo di un bambino, sì. Di un neonato, insomma un corpicino veramente piccolo, tanto più se appena nato, richiede una quantità di competenze molto specifiche, sì, sì, diverse sì. Ancora poi di quelle che normalmente si osservano, certo. Quando si fanno interventi di questo tipo sugli adulti, certo. No, dottoressa? Innanzitutto l'anestesista deve essere abile e avere dimestichezza con i neonati. L'anestesia generale neonatale non è l'anestesia generale di un bambino di 6 anni. E a Treviso abbiamo un gruppo di 6 anestesisti pediatrici, neonatali pediatrici, che assistono tutta la nostra patologia chirurgica. Quindi sicuramente la competenza anestesiologica chirurgica e poi di terapia intensiva neonatale fa sì che l'atto chirurgico possibilmente sia sgravato da complicanze, possibilmente, perché poi non è mai 0 o 100%. Certo. E noi dal punto di vista chirurgico operiamo con gli occhiali ingranditori, perché sono come dei piccoli microscopi, ma perché ci aiutano molto a essere più precisi e quindi con meno complicanze. E poi questi bambini hanno bisogno di un ambiente pediatrico, per cui se venite in pediatria è tutto a misura, colore e a umanizzazione per il bambino. E abbiamo molte iniziative per l'umanizzazione appunto del bambino ricoverato. Senta, particolare importanza, sì. Insomma, ricoprono i momenti un po' in cui viene spiegato ai neogenitori che cos'ha, sì. Il bambino, anche perché è un momento che immagino che emotivamente molto difficile, sia molto complicato, sì. No? Per cui cerchiamo di farlo innanzitutto con i genitori in coppia e non prima la mamma o prima il papà, che poi non ci si capisce mai, in un ambiente possibilmente accogliente, se è possibile con la psicologa presente e ripetendo il colloquio se ce lo chiedono, perché le domande arrivano anche dopo, la prima volta che abbiamo parlato, e poi si sa che la comunicazione di malattia rende sordi e ciechi per almeno metà delle informazioni che diamo, quindi via email o insomma, via telefono o con un nuovo colloquio ci torniamo sopra. E poi è proprio la gestione del bambino con la dimensione pediatrica che rende anche, diciamo, meno traumatico poi. Ecco, per assicurare la migliore qualità di vita ai bambini, certo. E anche ai genitori, anche perché immagino che, essendo patologie comunque rare, sia anche complicato non potersi confrontare con gli altri, certo. Genitori, non poter condividere le esperienze, certo. Quindi anche questo è sicuramente in questo le importante. Associazioni di pazienti che sono nate per varie patologie sono fondamentali. Esiste per le malformazioni anorettali, si chiama AIMAR, Associazione Italiana Malformazioni Anorettali, che lo si trova su internet, e per l'Hirschsprung si chiama AMORI, cioè Associazione Morbo di Hirschsprung, dove genitori e pazienti più di varie età hanno i loro forum di confronto, e questo è un momento fondamentale. Lei poco fa ha parlato di umanizzazione delle, sì. Cure, e questo è un aspetto fondamentale anche perché ci sono tanti volontari, certo. Soprattutto all'ospedale Cafoncello, sì. Di Treviso, e ne parliamo subito dopo la pubblicità. Rimanete con noi. Ben ritrovati in studio ancora insieme, ultima parte di Ore 13 Salute, oggi dedicata all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Abbiamo parlato di patologie colorettali nei bambini, non di adulti ma di età pediatrica, e quindi dagli 0 ai 15 anni. Insomma, abbiamo capito un po' quali sono queste patologie malformative, insomma abbiamo anche capito qual è il ruolo dei genitori, fondamentale, certo. Proprio perché si parla di bambini molto piccoli, di bambini appena nati. Ecco. Tra l'altro, dottoressa, nel suo curriculum ci sono esperienze anche internazionali. Lei ha lavorato negli Stati Uniti e a Treviso ha fatto ricerca, no? Sì, sì, negli Stati Uniti come ricerca
non era specifica per questa patologia, però ho fatto ricerca in passato. Ecco, tra l'altro ha anche l'abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario, Sì. che significa che lei insegna all'università, è Sì. professore universitario, e al Cafoncello, nella sua unità operativa complessa, ci sono anche studenti e specializzandi. E tirocinanti, che è a metà tra lo studente e lo specializzando, perché Treviso fa parte della rete formativa dell'Università di Padova e quindi gli specializzandi ruotano nelle reti formative, e quindi abbiamo, oltre agli studenti che devono laurearsi in medicina, specializzandi di chirurgia pediatrica, e i tirocinanti che fanno il monte ore richiesto per l'esame di abilitazione. E questo è un impegno, insomma, per tutti noi, per istruire, per formare questi ragazzi che col fatto di dover girare tante sedi della rete hanno anche differenti aspetti di come funziona la specialità che hanno scelto al di fuori dell'Università di Padova. È un impegno per noi e spero una soddisfazione per i ragazzi. Sono lì chiaramente per imparare, quindi il vostro ruolo è quello di formarli. Sì, di formarli, li facciamo partecipare a tutte le attività, loro sono tutelati da un punto di vista assicurativo dall'università, quindi sala operatoria, ambulatorio, reparto, sono medici e anzi noi ne abbiamo meno ovviamente che non la sede centrale, e quindi lavorano anche di più, e io mi pare di capire che siano soddisfatti. Sì, sì. Un bel banco di prova, no? Per gli studenti, no? Sì, sì. Non l'abbiamo detto, ma si sa insomma che l'area pediatrica dell'ULSS 2 è un fiore all'occhiello, è veramente un'eccellenza, è un'eccellenza della sanità veneta, e tanti utenti vengono anche da fuori regione, proprio perché insomma c'è questa fama di grande allora, particolarità. Per la parte malformativa, sì, dicevamo prima, abbiamo questo ambulatorio che abbiamo aperto quasi 5 anni fa ormai, dedicato alla patologia colorettale malformativa. Quanti utenti ci sono lì, ad esempio? Adesso ne abbiamo, mi pare che siamo arrivati, ho perso i conti, ma oltre 250, 250, e sono soprattutto pazienti con esiti di malformazione anorettale che sforano la fascia dei 15 anni, perché poi questi pazienti che sono stati trattati da piccoli diventano adulti e possono presentare delle patologie e delle complicanze che il chirurgo dell'adulto non è abituato a trattare, perché è una patologia malformativa. E quindi il concetto della transition of care, cioè della cura di transizione in epoca dell'adulto, è molto importante per questi pazienti, dal punto di vista urologico, ginecologico, anorettale, psicologico, sessuale, ortopedico. Quindi noi facciamo un po' da collante per queste figure. Aspetto cruciale è quello dell'umanizzazione della cura. Quando ad esempio i bambini devono restare in ospedale per lungo tempo, c'è la possibilità di frequentare la scuola in ospedale, certo. Ma poi ci sono tantissime attività, sì, tantissimi volontari che fanno un lavoro straordinario. Cito i clown della Lilt, giocare in corsia, poi c'è la biblioteca per le letture ad alta voce, sì, poi cos'altro? Perché insomma sono anche tante attività che non si conoscono. E abbiamo il cuoco, il professor Adriano Mellone, che ha una sua cucina, al di là di deliziarci ogni giorno con le sue preparati, insegna e intrattiene i bambini con le attività di cucina. E poi la parte dell'ambulatorio oncomatologico invece accoglie la pet therapy, quindi la cura con gli animali per i bambini che hanno problematiche di altro genere, che problematiche oncologiche. E quindi insomma una volta a settimana, una volta a settimana, in questo momento arrivano dei cani che sono addestrati e anche molto, molto sicuri, e fanno compagnia ai bambini che stanno facendo terapie. Insomma, è risaputo che il ruolo della pet therapy è fondamentale. Ma anche per noi, anche a noi fa piacere. Senta, e poi non l'abbiamo detto, le educatrici che fanno giocare i bambini, certo, in attesa dell'intervento, e poi anche molto importante un team di psicologi, sì, che sostiene bambini e anche le famiglie, sì, proprio durante il difficile periodo, sì, della malattia. L'associazione Onlus, che sostiene la pediatria e chirurgia pediatrica, che è l'associazione per mio figlio,
ha investito molto denaro per l'introduzione di queste figure che sono gli psicologi in tutte le branche del materno infantile, quindi dalla patologia neonatale, pediatria, chirurgia e ostetricia, e via via che lavoriamo con queste figure le troviamo irrinunciabili, perché veramente c'è bisogno di contenere altri aspetti che non sono semplicemente la spiegazione dell'intervento, ma c'è tutta poi la gestione dello stare in ospedale, dell'ansia, della paura. Quindi siamo ormai diventati una cosa unica con le nostre psicologhe. Questo è sicuramente bello, importante. Sì. Il tempo a nostra disposizione è finito, ci rimane solo un attimo per ricordare, proprio perché abbiamo detto che molte delle domande arrivano dopo, no? Sì. Proprio perché il primo momento iniziale, insomma, un po' di spaesamento, sì. Molte domande possono arrivare dopo, e quindi il suo indirizzo per magari qualche dubbio, ecco, volentieri. quindi È paola.midrio, quindi nome punto cognome, @aulss2 come numero, .veneto.it. Ecco, paola.midrio @auls2.veneto.it. Certo. Grazie alla professoressa Paola Midrio, direttore di chirurgia pediatrica all'ospedale Ca' Fonscello di Treviso, di essere stata con noi. Grazie anche di averci seguito da casa, vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci a tutti.